Prima che parti il video vi vogliamo mostrare questa nuova collaborazione con R Calcio che ci ha inviato le nuove maglie della stagione 22-23. Eccole qua, ci ha inviato una del Napoli, una del Barcellona, una della Juve e una dell'Argentina personalizzata da Leo Messi. Se le volete le potete fare anche personalizzate con la toppa Champions. Queste magliette con il codice Gennazza avete il 10% di sconto e se avete una spedizione superiore a 79 euro avete una maglietta gratis, quindi compratele tutte il codice Gennazza. Trovate questo sito nel primo link in descrizione. Antonio, tu ti comprerai la maglietta? Certo, comprerò la maglia di Vlahovic col codice Gennazza qui sotto nel primo link in descrizione. Fatelo anche voi. Perfetto. Ciao bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per assaggiare la pizza da Cracco, la pizza da Sofia Role. Siamo qui in piazza Duomo, Cracco sta lì. Siamo qui nell'occasione della partita Milan-Napoli, voi sapete già il risultato, fateci sapere se abbiamo vinto o perso. Vabbè, quindi risultate perché abbiamo già perso. Noi ci vediamo con l'assaggio. Ragazzi, ci troviamo da Sofia Role con Matteo. Scrivete nei commenti in che video mi avete già visto. Aspettiamo la pizza. Ragazzi, sono arrivate le pizze. Eccole qua. Questa margherita classica, questa pomodorini e sugo di pomodoro. Assaggia. Taglia. Com'è? Buona, buona. Buona. Dai un altro morso, eh? No, tu devi assaggiare la margherita, lasciami metterti il nome. Cosa ne pensi, Gennaro? È buona. Anche se è diversa. Tu devi assaggiare la margherita e mi devi dire se preferisci questa o quella di Daniele. La vita fa capace, dopo mondo non ci sta, nata cosa che è più bella non mangiare. È bello mangiare, favorita che mi faccio consumare. Ragazzi, assaggiamo la margherita. È buona. Più buona qui da Michele. Qui. Io sai che io preferisco questa. Alla fine dai un voto. Alla fine. Sorbillo la fai vendita a Napoli con cornice così alto, però non è buona all'interno. Questa è buona invece, eh? Ragazzi, mangiamo un'altra diversa. Questa pizza qua è stata fritta e poi passata in forno a 400 gradi. Fritta e al forno. Quella era la metà di
pizza Sofia Loren. Allora, le 3 pizze che ho assaggiato erano buonissime, mi ha sorpreso la margherita perché Sorbillo a Napoli era identica, solo che non era buona come questo, quindi do un bel 8,5. Ragazzi, siamo arrivati da Cracco, adesso aspetteremo la pizza. Già ho visto quanto costa. Arrivata l'acqua è già un altro sapore. Ragazzi, è arrivata la pizza. Eccola qua. Allora, è molto buona perché la qualità degli ingredienti è buona, è croccante, fiori e soffice all'interno. Come ci ha spiegato il cameriere. Ah, è vero. E poi è buona, è buona. Gennazza appunto. È buona col condimento. Ragazzi, è buona col condimento, però dato che usano una farina di mais, a me non fa impazzire il mais, quindi una parte interna non è buonissima. Ma è buona. È buona, solo che a noi non piace. No, è buona, è buona. Ragazzi, la pizza di piatto non è vero che fa schifo. Il cameriere ci ha spiegato che ha 5 tipi di farina, prodotti buonissimi, tutto buono. Fatemi sapere nei commenti quanto ho pagato. Noi ci vediamo nel prossimo video per la ragazza.